Serrande abbassate oggi alla gioielleria di via Garibaldi a Vittorio Veneto, dopo che ieri pomeriggio una delle due sorelle titolari, Teresa Dalla Giustina, 73 anni, è stata aggredita, malmenata e derubata. Tutto è accaduto poco dopo le 16, quando una donna bionda è entrata in negozio. Era una signora bionda sui 45-50 anni. Non ho mai vista questa signora. Non l'ho mai vista io. No, ma la signora quella che... La signora della gioielleria è la nostra cliente abituale, sono due sorelle anziane, gentilissime sempre. Come si è presentata? Cosa è successo? Come è arrivata qua? Come l'ha vista? La signora non l'ho più vista la signora della gioielleria ieri. Sono andato, quando mi hanno detto che era successo, sono corso a vedere come stava e l'ho vista un secondo, poi sono uscito. Ecco, com'era? Aveva il volto tumefatto e un taglio in testa, si vedeva visibilmente scossa come tutti i negozianti attorno, perché voglio dire, 4:30 del pomeriggio pieno giorno con la pistola in mano non è sicuramente una roba facile per noi. Ecco, ma la gioielleria è gestita da due signore? Due signore anziani, sui 70 anni hanno, sono due signore gentilissime che sono nostre clienti abituali, quindi siamo tutti abbastanza scossi in questa zona qua per queste cose. Adesso con dei carabinieri. La testimonianza del barista di fronte alla gioielleria, che come tutti i negozianti della zona è stato contattato per confermare l'identikit della rapinatrice. Stando alle testimonianze non sarebbe stata la prima volta che la donna bionda aveva cercato di rubare all'interno del negozio. In quel caso l'obiettivo era un vaso, ma la sorella dell'aggredita l'aveva allontanata in malo modo. Ieri la donna è riuscita ad entrare approfittando dei riflessi del sole lungo la via che impediscono di vedere bene chi chiede di entrare. E una volta dentro, la rapinatrice pare con una pistola, forse giocattolo in pugno, si sarebbe nuovamente diretta verso il vaso che poi avrebbe usato per percuotere l'anziana, a cui successivamente avrebbe strappato collana e bracciali. Un bottino tutto sommato magro che la donna si è portata via lasciando l'anziana a terra in stato confusionale. Subito sono intervenuti i soccorsi e la 73enne è stata ricoverata all'ospedale, mentre i carabinieri hanno iniziato la caccia alla rapinatrice che sta continuando anche in queste ore.